Gli ultimi episodi risalgono allo scorso lunedì. La notte di Halloween, Rossano Veneto è stata presa di mira da vandali che hanno danneggiato arredi pubblici e segnali stradali. Ma ora il sindaco Martini dice basta e annuncia un giro di vite contro inciviltà e maleducazione. Abbiamo siglato una convenzione con i Rangers e quindi ci saranno coordinati dal nostro ufficio di polizia municipale delle persone in divisa che presideranno il territorio sia durante il giorno che durante la notte. I luoghi che saranno visitati con la presenza costante di questi Rangers appunto saranno il parco, la zona delle scuole, le zone quindi sensibili e che lamentano anche la presenza di persone non molto raccomandabili. In questo modo dunque Rossano Veneto risponde alla richiesta di maggiore sicurezza avanzata da tempo dai suoi cittadini. Sulla sicurezza abbiamo investito molto perché a breve speriamo poter installare anche le nuove telecamere. I cittadini si sentono poco sicuri, gli atti di vandalismo soprattutto sono all'ordine del giorno, ricordiamo gli ultimi qui di Halloween. Il fatto di aver fatto e siglato questo accordo con i Rangers dà una sicurezza nell'uomo in divisa che è a contatto con la gente. I Rangers diventeranno una sorta di sentinella del territorio ma non potranno agire direttamente. Naturalmente loro possono segnalare, se vedono degli atti incivili possono segnalarlo, avvertire chi invece ha la responsabilità diretta della sicurezza nel nostro territorio, quindi carabinieri, polizia e vigili urbani, ma soprattutto diventano un punto di riferimento per le persone del territorio stesso, di Rossano stesso.